Amici di Fandre, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti al circolo sportivo Sport City, dove il Cotton Club, campione d'Italia, orfano del pallone d'oro Zamperini, affronta quest'oggi l'Alitalia di Luca Severini. Partita importante visto lo scontro anche tra CJ e Roma alla Stella Azzurra. I padroni di casa dell'Alitalia che si schierano con Balzani, Calcaro, Doria, De Francesco, Gimelli, Novelli, Piergiovanni, Severini, Taroni, Toncelli e Tremiliti. Per quel che riguarda invece il Cotton Club, Blandino, Conti, De Angelis, Fatati, Innocenzi, Mari, Matozzo, Morini, Nolano e Tinazzi. Abbiamo detto della squalifica abbastanza importante di Zamperini dietro. Dall'altra parte c'è un giocatore con la maglia numero 22 che in queste ultime giornate di campionato è parso francamente inarrestabile, e allora staremo a vedere se riuscirà la squadra in maglia nera a contenere Severini. Una partita molto importante visto che il CJ con numerose squalifiche affronta la Roma alla Stella Azzurra. All'Italia che attacca da destra verso sinistra in maglia verde, risponde il Cotton Club da sinistra verso destra in maglia e calzettoni neri, calzocini bianchi. Inizia il match con Severini che tocca di tacco, fa girare il pallone l'Alitalia. In pressione il Cotton Club, lancio lungo subito a cercare Severini, bella uscita di Cristian Conti che oggi di fatto in quel ruolo sta sostituendo Zamperini. Conti che nel corso di quest'anno ha giocato più o meno in tutte le posizioni di centrocampo, in zona laterale e difensive, quest'oggi anche con la zona centrale. Conti si offre in Nolano per ricevere il pallone, il lancio lungo, colpo di testa da parte di Sannivale, di Gimelli, scusate, cerca il numero 27 dell'Alitalia di far uscire i suoi con la palla al piede, riesce. Bella manovra da parte di Balzani che poi apre a destra, lancio lungo sempre a cercare di innescare l'Italia che nella velocità ha una delle caratteristiche migliori, soprattutto con i giocatori d'attacco. Il Cotton Club che tocca il primo possesso pulito del pallone con Blandino che va indietro per Cristian Conti, uno sguardo in mezzo per Conti, apertura a destra interessante per Tinazzi che poi va da Nolano che viene chiuso, cerca la ripartenza rapida dall'Italia, prova a prendere posizione Severini ma non può nulla contro Conti che poi allontana un avversario e lancia via il pallone senza troppi complimenti. Calcaro lungo, spizza di testa De Francesco nel tentativo di servire Severini, è sull'ultimo tocco e allora rimessa laterale con Andrea Innocenzi che andrà con le mani lungo a cercare un altro colpo di testa che arriva, il controllo poi da parte di Nolano che esce palla al piede, prova ad accelerare Nolano, cerca il destro deviato e alla prima occasione utile il Cotton Club è in vantaggio, un tiro deviato che ingalla Calcaro, la rete è comunque di Nolano. Severini gioca per Balzani, Gimelli, Calcaro, di nuovo un lancio lungo, Severini ha pane per i suoi denti, Conti esce palla al piede, poi lo stesso numero 23 si guadagna anche il calcio di punizione mentre Severini ha qualcosa da dire al direttore di gara. Marcatura molto stretta del numero 23 sul numero 22. Nolano, l'autore del gol e del vantaggio, cerca di velocizzare la manovra a destra, non riesce, rimessa laterale per l'Italia. Severini fa la finta, non c'è nessuno dietro di lui, prova a salire Cristian Conti, apertura a sinistra. Nolano, il pallone è troppo lungo per lui, si impegna comunque il numero 24 per riuscire a metterla fuori. Severini chiuso da Nolano, c'è calcio di punizione secondo l'arbitro
E occhio a questa situazione perché è una delle occasioni preferite da Severini. Filippo De Angelis piazza la barriera, ci sono due uomini a protezione del primo palo. Sta per andare Severini. L'appoggio, quindi lo scambio laterale. Severini chiede nuovamente il pallone, non lo riceve. La rimessa laterale è dell'Alitalia che gioca rapidamente sempre verso il proprio capitano che prova ad accentrarsi, aggira due avversari, entra in area, il servizio dentro l'area. De Angelis ci mette le mani, tentativo di ripartenza del Cotton Club che prova a trasformare l'azione in offensiva, intervento poi deciso. Sesto di gioco, 1-0 Cotton. Conti, controllo sbagliato da parte dell'attaccante del Cotton, poi nuovamente Conti a farla da padrone. Stavolta il servizio è un po' più comodo per Emanuele Morini, ma esce De Francesco e da Severini che ha un po' di spazio finalmente. Il numero 22 si gira, Nolano lo guarda, Severini va a servire Balzani, grande intervento di Conti che cerca di servire il compagno, poi Morini ha spazio a destra, si accentra il sinistro, l'appoggio dall'altra parte, è tutto solo il destro murato e addirittura riesce a controllarla anche Calcaro. Cotton Club che cerca subito un altro acuto per mettere in ghiaccio la partita. Lancio lungo, chiama il pallone l'estremo difensore del Cotton, campione d'Italia con Nolano che si gira, può comodamente impostare. Tinazzi, Nolano, Tinazzi perde il rimpallo, poi si ritrova il pallone, entrata su Nolano, giusto il fallo fischiato dal direttore di gara. E quindi la giocata rapidissima dall'altra parte per Matozzo, si accentra Matozzo, prova il sinistro che finisce alto. Pressione alta del Cotton Club, Calcaro deve dare una pallaccia al numero 18 dell'Italia, ovvero Claudio Piergiovanni. Poi la rimessa laterale è sempre in favore del Cotton. Tinazzi gioca in direzione di Morini, quindi il palleggio elegante da parte del numero 10 Nolano. C'è fallo fatto da Blandino nei confronti di Giordano Taruni. Gimelli pronto a battere, tutta l'Italia si è riversata in avanti, c'è forse l'idea di una palla lunga. Gimelli invece gioca corto per De Francesco, prova a girarsi il numero 21. Non un bel pallone per Balzani, decisamente fuori misura. Ripartenza del Cotton Club con Morini che a sinistra potrebbe dare il pallone, sbaglia anche lui. E allora De Francesco, dribbling in mezzo a due del numero 21 che potrebbe servire Severini che si distende a sinistra. Il cross che arriva in mezzo. Altro intervento da parte del Cotton, poi nuovamente un altro ribaltamento di fronte. Le due squadre sembrano già spaccate. Morini porta il pallone sul sinistro, il piede preferito, il tentativo, doppia deviazione, sempre Morini. Nuovamente chiuso e quindi De Francesco, Balzani, un po' confuse le due squadre che cercano una giocata forzata e forse un po' troppo frettolosa da entrambe le parti. Apertura a destra quindi del Cotton per Tinazzi che prova a mettere ordine. Il pallone Matozzo non ha nessuno, prova ora a servire Morini, quindi Nolano sempre per Morini, ha spazio Morini. Matozzo, apertura a sinistra, non viene seguito il giocatore del Cotton Club che entra nell'area di rigore, scarica il sinistro, c'è angolo. Sta per arrivare l'esecuzione dell'angolo che viene lasciata per un sinistro ad uscire. Si tratta di Morini
Attenzione a Conti che sta andando a staccare. Occhio anche ad Innocenzi che è il più alto probabilmente in campo. Palla che esce, colpo di testa, il miracolo di Calcaro, palla che rimane lì e Calcaro non può nulla. Al tapin vincente di Nolano che fa doppietta 2-0 Cotton Club. Oh, davanti alla palla! Davanti alla palla! Fabrizio, Fede, Matozzo! Davanti la palla! Severini prova la battuta diretta, deviazione che non inganna l'estremo difensore del Cotton. Sono passati 11 minuti, 2-0 Cotton Club, doppietta di Nolano. Che palla è? Dai, Rimessa laterale per Severini, prova ad accendere la luce il numero 22, salta un avversario, non il secondo, poi si chiude un po' a sinistra e perde probabilmente anche il rimpallo. È così. Tinazzi chiede aiuto a sinistra, Morini in appoggio centrale, esce tra le linee, quindi riesce ad impostare il Cotton e anche a prendere respiro dalla timida pressione dell'Italia. Conti, Nolano, Tinazzi cerca e trova Morini dentro l'area, la porta sempre sul sinistro il numero 10, non si fida del destro. Gimelli, Severini, appoggio di prima, De Francesco, sempre Severini, se la perde, si arrabbia con se stesso il numero 22. Tinazzi, lancio lungo, colpo di testa, Balzani, la mette a terra l'ex BMD, poi cerca a sinistra e trova Severini che di prima calcia, interviene Conti. Eccolo Matozzo! Bravo! Angolo con la traiettoria di destro ad entrare verso la porta di Severini. Battuto morbido in realtà fuori l'area di rigore. De Francesco deve stare attento a non perdere il pallone. Il tiro da fuori, la scelta più saggia per l'Italia. La sfera che torna comunque a Severini. Punta l'avversario, non lo vogliono far andare sul destro. Bravi a portarlo sul sinistro i giocatori del Cotton Club. Quindi non l'hanno in profondità per Morini e viene chiuso. Sempre Nolano. Fa scorrere Matozzo per Tinazzi. Dentro Morini. Accerchiato il numero 10. Con calma per Tinazzi. Cambio gioco giustissimo. Dall'altra parte del campo l'1-2 chiesto a Matozzo che entra in area. Scarica il sinistro. Avrebbe potuto forse riservire il compagno. C'è rimessa laterale per il Cotton Club. Nolano. Palla verso Severini, esce Conti in grande stile, quindi Matozzo ci prova, c'è il tocco, è angolo. Vai, rimangono Blando e Tinazzi. Oh, si mettono in due loro, Tinazzi, si mettono in due. No, Fabrizio! Morini Devi rimanere! Veloce! A Fabrizio! gioca lui, fuori dall'area di rigore. Nolano ci prova al volo, l'intervento ancora una volta di Calcaro che la vede sbucare all'ultimo. Quindi Nolano, il cambio gioco, mano da parte di Blandino. Ma che cosa dai, così! Sulla palla, Morini, sulla palla! Fabrizio, i calci d'angolo si mettono sempre così, ok? Esce palla al piede Balzani, spacca la difesa avversaria, poi De Francesco si ritrova il pallone in area di rigore, prova in girata, bella parata di De Angelis che esce sicuro ed è calcio d'angolo per l'Italia, già battuto troppo frettolosamente. Il Cotton può ripartire con Matozzo, vediamo se approfittano del 3 contro 3, il pallone per Innocenzi che va da solo, il numero 44 si ferma, cerca il gioco di prestigio, non arriva lo scarico, rimessa laterale.
Matozzo, appoggio per Nolano, pensa di nuovo al destro, lo effettua a Calcaro, deve metterci le mani, ha il piede caldo oggi Nolano. Abbiamo fatto cosa, andiamo sulla ribattuta. De Francesco È dietro! È gioca dietro! rapidamente il pallone dall'Italia. Ma perché era dietro? Oh! Balzani chiede il pallone a Gimelli, lo ottiene un po' lento l'Italia quest'oggi. Balzani accelera, grande uscita ancora una volta di Cristian Conti che ha letto tutte le uscite difensive, soprattutto in anticipo, in maniera perfetta. Nolano, Muovila! Se vuoi! Matozzo, Tinazzi, Matozzo, Nolano. Nolano ha l'opportunità di calciare, il suo piede vertito è il destro, infatti col sinistro non affonda. De Francesco cerca il cambio passo, grande recupero di Blandino. Avere un Cotton perfetto fino a questo momento. Prima Filì! Severini cerca lo spazio, Severini se la porta stavolta sul sinistro, viene chiuso da Conti, di nuovo Conti, potrebbe essere servito da Matozzo. Matozzo fa tutto da solo, non premia Conti che è fuori dalla difesa e allora non rischia l'entrata del Cotton Club. E allora De Francesco non sprecano il fallo i giocatori del Cotton, buttano però via il pallone saggiamente, visto che il centrale difensivo si era proiettato in avanti. Tieni, lei è stretto! Bravo! Mandalo, fai la corsa esterna, mandalo dentro, bravo! Così! Severini, il tacco chiuso. Bravo Dinazzi, bravissimo! Calmi! Fabrizio solo! Tinazzi, Nolano, esce palla al piede in grande stile l'Italia. Tinazzi appoggia all'indietro un po' pericolosamente. Prendi campo, Nere, prendi campo. Dobbiamo uscire là! Lancio lungo per Blandino, controllo perfetto del numero 6. Nolano, Tinazzi non va in appoggio laterale, va in appoggio centrale. Bella palla di Nolano per Matozzo, liberato dal numero 24, la sfera a sinistra. Giro palla, Innocenzi rimane imbottigliato. Innocenzi non subisce fallo, De Francesco va a ripartire sulla destra, chiede lo scambio a Severini che manca il controllo. Questa era un'ottima occasione per Severini. Fallo evidente. Simone, dobbiamo fare male, dobbiamo chiuderla, dobbiamo fare male, dobbiamo chiudere questa partita, Simone. Federico! A posto, scusa Pedro. Fabio, non essendoci fuori gioco va seguito purtroppo. Lo so. Non ci arrivo proprio, manco volendo. Mi dà più fastidio perché tanto qua c'è. Posso andare in appoggio, ma arrivarci non ci arrivo proprio mai. Perché se sto qua devo partire un quarto d'ora prima. Sono libero tutto di qua poi. Tutto pronto per il calcio di punizione. Nolano, soluzione corta per Blandino, liberato al tiro, il destro di Blandino sulle cosce di Gimelli, quindi Nolano e allora Conti. Bello l'appoggio da parte del neo entrato Fatati che entra nell'area di rigore, c'è il tocco su di lui, non c'è fallo secondo l'arbitro. Sta tirando! Vabbè, Buttate, la devo fare equilibrata, dai! 3-0 non va bene! Ma lei deve essere equilibrata, lei deve essere aperta, la partita fino all'ultimo! Come deve essere? Per se non va bene, il rigore non ce lo dai! Nolano
A spazio da per Matozzo. Spinta sul numero 32. Fatati. Nolano ci riprova, stavolta c'entra il compagno di squadra. Muovila! Ciao! Muovila se non c'è! Matozzo. Scavino per Innocenzi. Ci prova. Caccaro potrebbe far sul pallone, ci arriva comunque Fatati che ci ha creduto e quindi Innocenzi mette in mezzo, colpo di testa. Severini cerca la giocata di prima. Conti. Blandino. Prova ad entrare in area, ci pensa su. Perde forse il tempo. E allora Nolano ha tanto spazio. Ci riprova Nolano. Stavolta spedisce alto. Gimelli. Buzzi! Buzzi! Time out chiesto dal Cotton Club. Si riprende a giocare con Severini che subisce fallo. Non mi aprite! Non mi aprite! Non ha! Severini carica il destro a giro, il miracolo da parte del portiere del Cotton Club, è davvero una super parata. Attacchiamolo! Continua ad attaccare l'Italia che adesso ci crede, altro destro che finisce fuori. Fabio! Fabio! E dai! Abbiamo dato un'occasione da gol che è palla nostra! No, però la devi tirare su, lo sai! È lui che mi dici scusa, Devi tirare su la palla! Rimessa laterale per l'Italia, che forse nel suo momento migliore con l'occasione di Severini. Bravo, E la grandissima risposta da parte di De Angelis. Severini, il controllo, se la porta sul destro, viene accerchiato, fallo ancora su di lui. Ma Cristiano, dire qualcosa poi, dai, va. Non vi aprite! Tutto è pronto per la battuta, sta per andare Severini, ci sono 3 uomini in barriera per il Cotton Club. Severini riprova a giro, nuovamente il salvataggio sulla linea. Dai Simone, Simone! Dai, non l'ha! Rimessa laterale De Francesco in area di rigore. Saliamo, saliamo, saliamo! Lancio lungo. Minuto numero 24. Fatati, Nolano, Fatati, Tinazzi. Lancio lungo. Controlla Innocenzi. Tanto campo a sinistra, sinistro che finisce fuori. Girati, girati. Bravo, recupera qui, basta qui. Basta qui, recupera qui. Calcaro. Passano i secondi, deve lanciare lungo il pallone. ...30 secondi al termine... ...escluso recupero... De Francesco... ...fallo di Blandino... Oh, Abuzzi! Abuzzi! Oh!
fischietto a loro, farvi a loro, dai, va. Quanto manca? Un minuto. Non vi aprite! Oh! Questo qua! Che tre. Severini va col destro, questa volta è un appoggio per Balzani, il controllo e il tiro. De Francesco, pallone a campanile. Severini, colpo di tacco. Dai che è finito, dai. Simo aspetta. Vieni qua. Direttore di gara che guarda il cronometro, sta per arrivare il fischio, credo della fine del primo tempo. Altro lancio lungo e finisce qui il primo tempo, 2-0 del Cotton Club, doppietta di Nolano. Si riprende a giocare qui allo Sport City con Dai, così. il Cotton Club che è in vantaggio per 2-0 sull'Alitalia. Doppietta di Nolano nel primo tempo. I tentativi poi successivi da parte della squadra biancoverde. Entrata su Alessio Fatati da parte del numero 32 Giordano Taroni. Calcio di punizione, Conti. Blandino, Fatati, destro da parte di, anzi sinistra da parte di Innocenzi. Dai. Gimelli, fallo. No, Cristian, non ti muovi da là, dai. Brando, dobbiamo fare gol però, fammi il terzo, se no mi rompo il cazzo, Anzi, mi sono rotto il cazzo, Conti ha contato i passi, va lui potentissimo, Calcaro ci mette i guanti, poi lancio lungo, Severini cerca il controllo, Innocenzi lo contiene. Bella palla in profondità, il grande intervento da parte di Pier Giovanni, ma c'è calcio d'angolo. Rimani con Brando. Cristian, basta stare, Cristian, Cristian. Oh! La griglia, non assaltare! In tre, ok. Inno, avanza un po' che il 21 è rimasto là, vai. Calcio d'angolo, battuta lunga. Taroni prova ad uscire palla al piede, non riesce, rimessa laterale Cotton Club. Se volete muovervi, a prescindere, muovete. Gimelli, Blandino, pensa il destro e poi lo prova. Giocata rapida dal Cotton Club, partita che si è un po' spenta. Innocenzi, Blandino si rifugia da De Angelis. Va bene. Prima però sul braccio, non dopo. No al quarto doppio. Rimessa laterale, Severini controlla, la mette a terra, se la allunga, Blandino
Conti. Innocenzi controlla male. Taroni cerca il tacco, complicato da lì. Dai. Giocata lunga. De Francesco si inserisce. De Francesco controlla con la spalla. De Francesco. Non c'è niente secondo l'arbitro. Si continua a giocare. E allora parte Fatati. Balzani. Fallo. E giallo. Lascia Mari, lascia Mari. Patati! Occhio a Mari, autore di un gol sensazionale la scorsa settimana. Il numero 90 conta i passi, proverà il sinistro, va forte, stavolta va molto lontano dalla porta. Blandino. Gioca sotto le gambe. Controllo da parte di Tinazzi, quindi Blandino guadagna campo. Cotton che prova ad addormentare la partita. Fatati non si fida del tiro. Tinazzi. Mari! Di nuovo Tinazzi. Dentro! Mari chiede il pallone, è rimasto a terra un giocatore del Cotton. Tinazzi la gioca poi per Mari che ha spazio. Si ferma Mari. Cotton che vede restituito il pallone a proprio favore. De Angelis, anzi scusate, Innocenzi, lancio lungo, Gimelli ci arriva, Calcaro esce. Non cerchiamo le cose difficili. Blandino sale, dà per Fatati, leggermente lungo. Innocenzi esce, va a commette fallo. Giocata rapida verso De Francesco. Torna Innocenzi. Severini, controllo e di prima il servizio per Blandino. Rimessa in area di rigore, anzi no, verso Balzani. Il pallone è ancora tenuto in campo, il destro cercato sul fondo. Tinazzi ha dato a Morini, Innocenzi, Conti. Morini. Tinazzi la tiene in campo, il numero 5. Bella palla per Mari. Quindi Morini resiste al possibile fallo, il pallone per Fatati, entra in area Fatati, o quantomeno ci prova, viene stoppato al limite. Quindi Morini. Fallo sul numero 10. Federico, fermola un attimo. Sta per arrivare anche un cartellino, è giallo. L'azione sta là, entra, falla tu la punta, capito? Capito Mari? Morini, sulla ribattuta, Morini sulla ribattuta. Fatati.
Patati! Sulla ribattuta. Mettiti centrale, centrale, non laterale, vale. Pronto a battere Conti. Va Conti nuovamente alla sinistra della barriera. Calcala, non si fa ingannare. Sempre Caccaro chiede l'appoggio dei difensori. Trova Gimelli. De Francesco. Entra De Francesco su Blandino, chiede scusa il numero 21 al numero 6. Morini! Sulla ribattuta! Conti. Veloce Inno! Recupera con calma, Inno. Vai, bravo Alessio! Balzani. Brando dietro! Gimelli. Entra in campo Alessio qua! Alessio! Severini. Si conquista il fallo. Dai il fischietto a loro! Dai il fischietto, dai! Giallo per Conti. Dai! Dai il fischietto, dai, va! C'è una mano Lele! Ma fallo dubbio, una munizione andiamo passati, oh! Lele, via qua! Fermo là Lele! Ne prendi due così! È pronto ad andare Severini. Va lui. Stavolta il tiro è di qualche metro alla destra del palo difeso da De Angelis. Poi lancio lungo che trova solo De Francesco. Adesso abbassato numero 21. Quindi Taroni. Innocenzi commette fallo. Sta per culo, non sta da me, sta per culo. Sto più al pallone, faccio male, non lo per te. Severini. Conquista il pallone Innocenzi. Entrataccia. E giallo. Il cazzo che io sto piano, sto più ma non sto piano ancora che dici che prendo tempo, che cazzo mi frega? Blandino. Mari. Male col tacco. Mari ancora non è entrato in partita. Severini. Balzani. Gimelli. Balzani. Severini. Lancio lungo. Colpo di testa di De Francesco. Lucia, la prossima è time out, Grazie. Blandino. Mari. Fallo. E time out. ...40 minuti sul cronometro... ...2-0 sempre del Cotton Club... ...Mari subisce un altro fallo... ...partita che davvero... ...da una parte e dall'altra è molto fallosa... ...ci sono state diverse occasioni da fermo... Fabio, lascia Fede! Vai, Fede!
Ho un centimetro, non si stacca mai, è la preventiva. Ci arrivi e non fai lo scatto, dove va lui vai tu. Mari. Direttamente sulla barriera. Tinazzi, Blandino, Conti. Appoggio comodo per Morini. Fatati. Calcaro. Gimelli. Bravo Fede! Veniamo da là. Il gioco sta là. De Francesco, Gimelli. Sale l'Italia. Stavolta a destra. Taroni. Severini. Esce Conti. Giochi! Calcaro. Balzani. Uomo, due. Riconquista il pallone Fatati. Si accende il numero 37. Va verso la porta. Entra in area di rigore. L'appoggio sul secondo palo. Il 3-0 da parte del Cotton Club. Morini probabilmente chiude la partita al minuto numero 42. Dai, oh. Dai. Severini. Dai. Da Leonardo Doria. Innocenzi. Fatati. Autore dell'assist del 3-0. Non c'è fallo, si continua a giocare. Innocenzi. Conti. De Francesco. Gimelli inciampa e serve Fatati, è tu per tu col portiere. Fatati 1 contro 1, Calcaro lo ipnotizza. Il pallone è ancora in campo, sempre per Fatati, in area di rigore. Si ferma il numero 37. Poi salta l'avversario, gran gioco per Morini che chiede lo scambio. C'era sempre chi faceva sedere il portiere. Se spostava e tirava. Calcio d'angolo. Morini. Fatati. Ma Tozzo punta e te centrale. Nuovamente Morini e Fatati duettano. Calcaro esce. L'Italia un po' sulle gambe. Taroni. Blandino. Conti. Morini, Balzani. D'esterno per Gimelli. De Francesco, Conti. Severini. Prova a superare Blandino. Severini. Innocenzi. Calcaro, lancia lungo. Esce Conti. Vieni Blando. Vieni Fatati. Gimelli. Severini. Gimelli. Severini. A spazio, si ferma. Sempre Severini, a spazio. Può liberare il destro. Centra la porta, De Angelis si distende, chiamato al primo intervento del secondo tempo. De Francesco.
Destro di De Francesco, esterno della rete. Innocenzi. Mari sul secondo palo trova Morini, doppietta personale, 4-0 del Cotton Club. Severini prova a superare l'avversario, se la porta sul destro. Severini cerca l'assist sul secondo palo. Nolano. Conti, Nolano. Sinistro, Calcaro tocca. De Francesco. Porta Taroni il pallone, sale il numero 32, prova ad accentrarsi, salta Nolano, entrata di Conti, fallo, gioco pericoloso. Severini, appoggio, tocco per Severini, 4-1 dell'Italia, arriva il gol della bandiera al minuto numero 49. Sotto la barriera, la famo sta chiusi, Dio caro. Nolano. Innocenzi, lancio lungo, Calcaro, Taroni sul corpo di Nolano, Severini, spazza Nolano, Taroni per Severini, Gimelli, De Francesco, Innocenzi, Taroni, sinistro di Taroni, fuori misura. Due di recupero. Nolano, Conti, esce palla al piede Conti, Taroni ci mette le gambe, poi in mezza rovesciata Severini non riesce a controllare. Che manca un minuto. De Francesco,
Taroni. Innocenzi, scusate, Tinazzi. Esce palla al piede, una delle poche proiezioni offensive del numero 5. Quindi Nolano, controllo e forse tiro. Nolano va a calciare. Nolano! Tripletta personale per Nolano che sigilla così la sua partita. È lui il migliore del campo. Bravo Fabri. Severini ci prova da lontanissimo. Tiro che finisce fuori. Tinazzi. Nolano. Matozzo. Tocco dentro. Mari. Calcaro con le mani. Con i piedi, scusate. Gimelli. La tiene. Spazza addosso all'avversario. Finisce qui il match. Il Cotton Club vince 5-1 sull'Italia, nonostante l'assenza di Zamperini. Grande partita degli uomini di Pinna.